Silvano Piazza, sindaco uscente, candidato per la lista Silea, oggi appoggiata da centrosinistra e UDC. Andrea Zorzi con la lista Uniti per cambiare Silea, che può contare sull'appoggio del centrodestra, e Gianluca Busato, che corre per Veneto Stato. È tra questi tre candidati che si gioca la partita che decreterà il nuovo primo cittadino di Silea. Ecco i punti principali del loro programma. Vogliamo che rimanga ancora al primo posto per investimenti pro capite. Continuare a mantenere i servizi sociali tra i primi in provincia, ma anche continuare con le opere pubbliche, in particolar modo con le piste ciclabili che mettono in rete tutto il territorio. La famiglia, sostegno alle parrocchie, alle associazioni, la famiglia come centro primario di ogni e qualsiasi interesse, sicurezza, viabilità, incentivo alle imprese, alle aziende, ai commercianti. Spostamento del mercato ortofrutticolo da Treviso a Silea, e democrazia diretta attraverso il referendum deliberativo popolare e il trattenimento di 40 milioni di euro che ogni anno lo Stato italiano deruba ai cittadini di Silea. Intanto i cittadini di Silea hanno chiari gli interventi principali che il nuovo sindaco dovrebbe attuare: risistemare le strade e risolvere il problema degli allagamenti. Ci sono anche delle case da sistemare, da mettere a posto, un po' anche le strade, un po' tutto insomma. Può abbellire, può aggiustare un poco le strade, le piazze. Gli allagamenti per forza è il fiume che ci dà fastidio. Gli allagamenti che è principalmente qua in centro. Le strade da asfaltare che sono proprio messe male.